Dolo. 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 Detto che Dolo. No, strappi avanti. Detto che sono a Dolo. A Dolo. Bene, oggi siamo qui a Dolo, una location bellissima, abbiamo visto questo gazebo, qua abbiamo il segretario di Dolo, Della sezione della Lega di Dolo. Levorato, Sì, giusto? Carlo Levorato, Carlo esatto, Levorato. esatto. Allora, siamo in campagna elettorale, siamo pronti? Siamo in campagna elettorale per le prossime elezioni regionali che si terranno nel mese di novembre, così sembrano. Sì, non si sa ancora la data. La data comunque, precisa ormai sarà quella, non si sa, ma comunque sarà nel mese di novembre. Siamo già in campagna elettorale e questo gazebo viene fatto tutte le settimane. Oggi in particolar modo c'è anche la Riviera Fiorita, che è una manifestazione storica che si fa qui lungo tutta la riviera, no? E la settimana prossima ci sarà, per tutti i sostenitori della Lega e anche i militanti e anche i simpatizzanti della Lega, ci sarà questa riunione storica a Pontida come tutti gli anni, che si farà il 21 settembre, che è la prossima domenica. E per quanto riguarda la campagna elettorale, sicuramente noi puntiamo ad avere un candidato governatore della Lega, no? E che sembrerebbe che fosse così, e mi auspico di vincere ancora la regione del Veneto. Quasi quasi la Lega Zaia converrebbe andare da soli, vincerebbero già. Sarebbe bello però per ci noi sono gli accordi nazionali. Per i leghisti sarebbe molto bello questo, però credo che non si possa Io avere mi permetto, questo. forse sarò di parte, ma penso sarebbe bene anche per i veneti, sarebbe bene. Sarebbe bello per i veneti, anche per avere questa questa famosa autonomia che ancora ci fa tribolare, capito? Però, sarebbe un discorso lungo questo. Comunque, bravo, comunque... sarebbe un discorso molto lungo da affrontare, capito? Ma speriamo comunque, dai, io sono molto fiducioso che l'autonomia arriverà, prima o dopo arriverà, perché ormai siamo alle battute finali. Qualche materia ancora da fare gradualmente, si vede, cioè non è che si esattamente. vuole portare via qualcosa a qualcuno. Esattamente. Io non sono leghista, però voglio dire, autonomia, il Veneto, ho votato anch'io il famoso referendum. Certo, ma tutti quanti. L'hanno votato in milioni di veneti, tutti quanti, non si capisce perché non si vuole arrivare a questa cosa. O meglio, anche chi è di sinistra ha votato a favore del referendum dell'autonomia, perché è stato vinto con il 97%, quindi infatti. Tutti i veneti hanno votato a favore dell'autonomia nel 2017, quando c'è stato quel famoso referendum. E quindi speriamo che adesso si arrivi proprio al concreto, che arriverà, io me lo auguro, entro il 2026. Speriamo. Grazie Carlo. Grazie, buona giornata, grazie. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.